25enne rugbista trovato morto in casa a shock nella sua Treviso e a Silea, dove giocava e insegnava ai bimbi. A stroncarlo un malore improvviso, non si esclude l'autopsia, il ricordo della squadra. Rabbia e voglia di farsi sentire dalle istituzioni a Mestre, la marcia dei residenti e dei commercianti esasperati dalle continue spaccate e dallo spaccio di droga. 49 comuni veneti al voto il 14 e 15 maggio, sorprese e critiche dalla politica per la scelta con la domenica della Dunata Nazionale degli Alpini che irrompe sul primo giorno di voto. Ci dispiace, non siamo stati tenuti in considerazione. Emergenza siccità, si va verso il razionamento della risorsa idrica per il momento nel settore agricolo, ma in futuro potrebbe essere a rischio anche l'acqua per uso umano. Stamane vertice in regione. Esattamente un anno fa la prima bomba su Kiev. Furono giorni bui, ricorda lo chef trevigiano Antonioli, ristoratore proprio nella capitale. Ci siamo abituati al peggio. Un innovatore del giornalismo televisivo, così il Veneto, ricorda Maurizio Costanzo, scomparso a 84 anni. Il grande calcio su Media Nord-Est, dalla prossima settimana in chiaro la fase finale della Coppa del Rey, le migliori sfide del calcio spagnolo come Real Madrid contro Barcellona. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneta dei nostri telegiornali lo shock di Treviso e Silea per la morte di un giovane 25enne giocatore e allenatore di rugby. C'è il cordoglio del mondo dello sport e non solo. Alberto aveva un ruolo di primo piano, anche se non si è mai messo in mostra. Era un ragazzo che partecipava a tutte le attività e sempre disponibile. Giocava nella prima squadra come tallonatore e allenava i piccoli giocatori dell'Under 11 Alberto Chattal, il 25enne rugbista morto per un malore nella sua abitazione nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso. A trovarlo esanime il padre, che ha subito allertato il suo M118, ma ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori è stato inutile. Al momento non è stata avanzata alcuna richiesta di autopsia, ma vista la giovane età non si può escludere che nei prossimi giorni tale esame possa essere effettuato per chiarire le esatte cause del decesso e la presenza di eventuali patologie. Avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 19 maggio Alberto, impegnato in queste settimane nella stesura della tesi in lingue e mediazioni culturali a Ca' Foscari, impegno che alternava quello lavorativo come magazziniere, lo studio, il lavoro, lo sport, sempre affrontati con energia. Non ha mai saltato un allenamento. Non è una frase fatta, era un ragazzo buono. Il giovane era andato a letto tranquillamente, il malore forse accusato nel sonno. La notizia si è rapidamente diffusa nel mondo del rugby. Alberto aveva giocato anche nel Benetton e nel Villorba, sempre in prima linea nel pacchetto di Mischia, ma a piangerlo sono anche le comunità di Treviso, dove la mamma Francesca, ora in pensione, è stata insegnante, e Silea. La morte di Alberto a 25 anni ci lascia sconcertati come comunità e anche come comunità sportiva, perché Alberto era conosciuto al Silea Rugby non solo perché giocava in prima squadra, ma anche perché allenava i nostri bambini, i nostri ragazzi. Adesso bisognerà spiegare questa perdita anche a loro. Che troveremo il sistema migliore di dirglielo e cercheremo di fargli capire e di ricordarlo con la gioia che ci dava ogni volta. A esprimere cordoglio anche il sindaco di Treviso Mario Conte. Alberto portava avanti con orgoglio, dedizione e sacrificio i valori del rugby. Ci stringiamo alla famiglia, le parole del primo cittadino. E quindi davvero un grande abbraccio alla famiglia in questo momento davvero difficile, dove non ci sono ragioni ma solo vicinanza da dimostrare a questa famiglia per la sua grande perdita. La rabbia e la voglia di farsi sentire dalle istituzioni a Mestre, la marcia dei residenti e dei commercianti esasperati dalle continue spaccate e dallo spaccio di droga. Dovremmo essere in grado di collegarci proprio con Mestre, con la nostra Ilaria Marchiori e Simone Merlo. Ilaria, che cosa sta succedendo? Buonasera.
Sì, buonasera Cristian, buonasera ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nel piazzale della stazione dei bus a Mestre, uno dei luoghi simbolo del degrado che ormai da anni viene denunciato da associazioni cittadine e commercianti non solo della zona ma anche di zone limitrofe. Allora, come vedete alle mie spalle, grazie appunto alle immagini di Simone Merlo, ci sono tutti i cittadini membri delle associazioni, che dovrebbero essere circa 75, che hanno annunciato questo corteo denominato Riprendiamoci la città, per una marcia che partirà proprio da qui e proseguirà toccando i punti simbolo, i punti cruciali di spaccio, di degrado, tali per cui i cittadini chiedono una risposta all'amministrazione comunale. Li abbiamo sentiti soprattutto anche in questi giorni, giorni in cui ormai nelle ultime settimane ci sono state addirittura tantissime spaccate, tantissimi furti in negozi della zona e anche però in alcune abitazioni, e noi abbiamo sentito molti di questi cittadini chiedere addirittura un presidio di controllo di forze dell'ordine fisso con uomini che rimangano 24 ore su 24 a presidiare proprio queste zone. Stiamo parlando della zona di Via Piave, la zona qui della stazione di Mestre da cui parte questo corteo Riprendiamoci la città, ancora le zone dello spaccio come ad esempio oltre Via Piave anche Via Dante, e come vediamo qui molti cartelli, ci sono i cittadini di varie zone di Mestre, lo vediamo lì in fondo, Via Piave, Via Querini, Via della Stazione, insomma ci sono qui tutti i cittadini riuniti, grandi, piccini, addirittura si sono portati alcuni anche i bambini, rappresentanti della politica locale, sindacati e cittadini ovviamente, che da sempre si stanno battendo per chiedere più sicurezza qui a Mestre. Questo corteo, non lo so se riuscite a sentirlo, ma sta proprio per partire perché si sente la banda, sarà appunto in testa a questo corteo che partirà e che vuole lanciare un chiaro messaggio all'amministrazione. Ecco, questo è quello che sta accadendo qui a Mestre. Nell'edizione poi delle 19 del telegiornale di Venezia ci sposteremo e toccheremo e faremo un altro collegamento da un'altra zona degradata della città. Ilaria, grazie davvero, grazie a te e Simone Merlo per la parte tecnica. Tanta gente, davvero il tema è molto sentito. E noi parliamo adesso di politica, di elezioni amministrative, perché il voto per le comunali irrompe sulla adunata nazionale degli Alpini, è prevista per il 14 e 15 maggio. Sorprese, critiche trasversali proprio per questa scelta, e c'è amarezza tra le penne nere. Io sono convinto che, vista la sensibilità e l'attenzione di questo governo e del ministro Piantedosi, non ci saranno le elezioni in corrispondenza della adunata degli Alpini, anche perché sono io stesso che sono candidato, che voglio andare a celebrare gli Alpini, tra l'altro in una adunata molto sentita che è quella di Udine. Un mese fa Mario Conte confidava nella sensibilità del governo, poi è arrivata la doccia fredda del Consiglio dei Ministri. Adunata o meno, si vota il 14 e 15 maggio, peccato che la domenica sia in programma la sfilata delle penne nere a Udine. In una città a profonda vocazione alpina come Treviso non è un dettaglio di poco conto sul fronte affluenza, e si potrebbe dire lo stesso a Vicenza. Accusato il colpo, al sindaco e presidente di Anci Veneto non resta che incassare con aplomb inglese. A salvare la situazione ci sono il doppio giorno di voto e la vicinanza con l'evento. È qui a Udine, quindi abbastanza vicina, quindi chi vuole la sera fa tempo rientrare, oppure c'è il lunedì per esprimere il proprio voto. Certamente se fosse stata un'altra domenica sarebbe stato meglio anche da un punto di vista logistico per tutti, però insomma è stata decisa questa data. Probabilmente qualcuno mancherà alle urne causa adunata, però dico i numeri importanti sono quelli che la politica riesce a convincere attraverso atteggiamenti e proposte responsabili. L'amarezza è innegabile tra gli alpini. Noi non possiamo che prenderne atto da un lato, ci dispiace dall'altro che non si sia tenuto conto, come altre volte era stato fatto, che l'adunata nazionale degli Alpini è un'adunata ovviamente che impegna e coinvolge tantissime persone, non solo alpini. È stata un po' una sorpresa questa data, perché le informazioni che avevamo era che si stava lavorando per la data del 7, dopodiché si è deciso per il 14, evidentemente saranno state tenute in considerazione tutte anche queste cose, però sì, all'inizio ci ha lasciato un po'
perplessi questa data. Alla fine insomma la metabolizziamo subito, andiamo avanti e ripartiamo. Avessimo avuto un'altra data avremmo avuto meno preoccupazioni. Si vota anche il lunedì, ci sarà modo di recuperare, di fare in modo che anche chi andrà alla manifestazione possa tornare in tempo per votare. Per il lunedì c'è tempo di tutti per poter rientrare e poter svolgere anche il proprio dovere da cittadini. Insomma, l'affluenza resta un'incognita. In ogni caso c'è il rischio di un ingorgo alle urne lunedì 15 maggio. Da qualunque parte la si veda, la scelta sembra a tutti infelice. Io credo che il governo avrebbe dovuto riflettere con più attenzione. Siamo in un momento in cui la gente sta lontana dalle urne, dai seggi, rischia di essere un elemento che penalizza. Così come anche il fatto di organizzare queste elezioni con le scuole ancora aperte. Insomma, se era un'altra data era meglio. E saranno 49 i comuni veneti al voto. Facciamo il punto. Sotto i riflettori ci sono Treviso e Vicenza, certo, ma la sfida del voto alle amministrative 2023 racconta di più fronti nelle 7 province venete. 14 e 15 maggio alle urne, eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio. 49 le amministrazioni chiamate al rinnovo, 10 di queste sopra i 15.000 abitanti. 10 come i comuni impegnati al voto nel Trevigiano, nel Vicentino e nel Padovano. A seguire le 7 realtà al voto nel Veronese e poi le 4 sfide nel Veneziano, nel Bellunese e nel Rodigino. Nella Marca, oltre al capoluogo, da seguire anche Vedelago, San Biagio di Callalta e Motta di Livenza. Nella provincia iberica non solo Vicenza, ma pure Chiampo, Marostica e Rossano Veneto. Adria e Porto Tolle e Impolesi nelle battaglie più attese del Rodigino. Nel Veneziano ci si prepara, fra gli altri, a conferme o svolte a Sandona di Piave e Martellago. Nel Padovano Piove di Sacco, nel Veronese Villafranca e Bussolengo, nel Bellunese Pieve di Cadore. Liste, nomi, scelte, candidati, strategie. La corsa è già iniziata e così anche i tentativi per riportare la gente a votare. Tentativi ormai disperati, la lezione delle regionali in Lazio e Lombardia lo sta a dimostrare. Certo, le comunali da sempre sono un altro terreno di gioco anche sul fronte affluenza, ma c'è poco da stare allegri. E per chi studia il fenomeno da anni, non è solo una questione di contenuti e riavvicinamento della gente alla politica. Servirebbe una svolta a livello generale anche sulle modalità di voto per incentivare gli elettori. Alle ultime elezioni tedesche il 47% ha votato per corrispondenza. Nelle ultime elezioni americane tra avance e voto, cioè il voto nei 15 giorni precedenti, voto per corrispondenza eccetera, ha votato quasi il 60%. In epoca contemporanea il cosiddetto voto al seggio non è più di moda, tra virgolette, non è più la modalità che è valsa per l'800 e il 900. Quindi pensare a concedere 15 giorni in anticipo per il voto, a consentire a chi è fuori comune di votare nel comune dove è e non nel comune di residenza, aiutare gli anziani. Ecco, ci sono 1000 cose che si possono fare invece di starnazzare sempre che la gente non va a votare. L'emergenza siccità, si va verso il razionamento della risorsa idrica. Stamane vertice in Regione. È ovvio che se continuiamo così, insomma, la difficoltà di poter reperire acqua anche per il consumo umano è probabile, ovviamente non adesso, non è un'emergenza attuale, ora è un'emergenza agricola. Siccità, per il momento l'emergenza riguarda l'agricoltura, ma nei prossimi mesi è probabile che ci saranno problemi anche per l'acqua potabile. Insomma, prepararsi ad un'estate critica, nella quale, ha sottolineato proprio oggi il ministro dell'Ambiente Picchetto, si potrà arrivare ad un razionamento, un'ipotesi in Veneto già presa in considerazione intanto per l'uso agricolo. Attualmente l'unica cosa che possiamo fare se non piove è quella di razionalizzare l'acqua che abbiamo e quindi questo per il momento per l'uso agricolo, quindi metterci d'accordo anche con le regioni contermini, in particolare le province autonome di Trento e di Bolzano, e utilizzare questa risorsa in maniera adeguata, quindi evitare che ci siano sprechi e dal punto di vista agricolo e un domani, se continua la persistenza della non piovosità, anche per l'uso umano. Intanto si pensa anche a cosa fare nel medio e lungo termine, visto che a causa dei mutamenti climatici non si tratta di un problema solo di oggi. L'assessore Canera ha presentato in giunta una delibera sulla questione. Fa una ricognizione sul territorio di quelli che sono anche i bacini che potrebbero
potremo utilizzare, penso alle cave dismesse, certo che sono investimenti a lunga gittata, quindi non possono risolvere il problema diciamo nell'immediatezza, però è anche vero che da qualche parte bisogna cominciare, perché il problema della mancanza di risorsa idrica non è un problema soltanto contingente, ma lo sarà anche per i prossimi anni. Ed in prospettiva è già stato avviato un coordinamento con le associazioni degli agricoltori per valutare quali siano le produzioni strategiche. Dobbiamo anche pensare uno scenario difficile, il nostro compito è quello di progettare e prevedere anche dei scenari difficili. Quindi addio mais, riso? Bisogna, non dico addio, però bisogna capire che se l'acqua è quella va spesa e riutilizzata nelle culture che magari con meno acqua danno di più. Anche in Veneto l'eco della morte di Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore TV, autore, sceneggiatore, aveva 84 anni. Da giorni era ricoverato in una clinica romana. La Camera Ardente sarà allestita da domani alle 10:30 in Campidoglio. I funerali si svolgeranno lunedì 27 febbraio alle 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Nato nel 1938, Costanzo ha rivoluzionato il giornalismo televisivo dando impulso al format del talk show, non solo politico, indimenticabili trasmissioni come Bontà, L'Oro, Acquario e il Maurizio Costanzo Show. Se ne va un'icona della televisione italiana di cui è stato un grande innovatore. Il messaggio di cordoglio del presidente della Regione del Veneto Luca Zaia sarà ricordato per le sue trasmissioni che hanno sempre offerto ai telespettatori qualcosa di nuovo, con ambienti e modalità di conduzione che non avevamo ancora conosciuto. Così Luca Zaia. Voltiamo pagina. Esattamente un anno fa la prima bomba su Kiev, un anno esatto di guerra ai confini dell'Europa. In Europa furono giorni bui, ricorda lo chef trevigiano di Roncade Stefano Antonioli, ristoratore proprio nella capitale ucraina. Oggi tentiamo di andare avanti e speriamo. Quella mattina alle 5, me lo ricordo anche adesso, alle 5 di mattina, ho telefonato un'amica di mia moglie che ha detto hanno cominciato a bombardare, e noi dalle 5 di mattina poi abbiamo cominciato a vedere tutti i social media che c'era appunto il discorso del presidente russo, poi hanno cominciato a far vedere le prime bombe cadute, i primi razzi caduti, e da lì c'è stato diciamo il periodo più buio che abbiamo vissuto, e soprattutto il primo mese è stato anche i primi 3 mesi sono stati parecchio bui. La prima bomba poco prima dell'alba su Kiev, poi le tenebre della guerra. Torna il 24 febbraio di un anno fa Stefano Antonioli, chef di Roncade, da anni ristoratore nel centro della capitale ucraina. Parla di una città resiliente e dignitosa. Chef Stefano, il conflitto l'ha cambiata, in tanti se ne sono andati. Ci siamo un po', ci si abitua anche poi un po' alla volta, è brutto a dirlo, però ci si abitua un po' al tran tran di come sia andata avanti questa guerra, quindi un po' alla volta ci siamo adeguati e abituati a tutto quello che è capitato. Nei giorni scorsi, chef Stefano si è anche occupato del servizio di ristorazione nel corso della visita del presidente Meloni e del suo staff a Kiev, preparando piatti della gastronomia italiana per il ritorno in treno. È sempre un piacere ricevere le istituzioni italiane qui, è sempre un piacere che l'Italia sia nel rating mondiale, che si faccia sentire. Si vive con l'ansia a Kiev e in tutta l'Ucraina, ma Stefano Antonioli ha scelto di rimanere nel suo ristorante gestito con la moglie. Ai parenti e amici in Italia manda un messaggio. Io sono qua per scelta, ho scelto di rimanere qui, quindi che spero che non si preoccupino più di tanto. Sono sempre qua, vivo, vegeto, sempre disposto ad andare avanti, a tenere duro, ad aiutare, poi quello che viene e va bene così, andiamo avanti, sempre forti. Adesso per noi la pubblicità, a fra poco.